Sono le Dolomiti a fare da quinta alla Valbelluna, un'ampia vallata lunga circa 50 km attraversata dal fiume Piave. Forse meno blasonata rispetto alle altre aree delle Dolomiti bellunesi, ma questo non significa che sia meno interessante o che abbia meno attrattive da offrire. Anzi, è un territorio ancora preservato, da scoprire attraverso una serie di itinerari da percorrere a piedi, in sella alla bici o a cavallo. Uno dei percorsi equestri della Via delle Prealpi si snoda lungo il comune di Borgo Valbelluna. Il nostro viaggio comincia da una fattoria di mel, riconosciuta dalla Regione Veneto come centro per la promozione del turismo rurale. Gloria, che cosa si può trovare in questa fattoria? Allora, qui abbiamo un allevamento di cavalli Haflinger, che sono questi cavalli che hai dietro la schiena, questi cavalli biondi che nascono in Trentino Alto Adige e che noi da 7 anni alleviamo con tanto amore. Ognuno di loro ha un nome ben preciso, li chiamiamo per nome, tanto è vero che ognuno di loro ha una storia dietro, chi è arrivato qui a 6 mesi, chi è nato qui e chi è da 7 anni che è con noi. Quindi si chiama Keke e Glo questa fattoria, questo allevamento, e come è nato? Allora, 8 anni fa abbiamo incontrato, io e mio marito, 2 Haflinger in mezzo alla strada che porta a Cortina. Questi 2 Haflinger, vecchio stampo, proprio Haflinger da lavoro, stavano fermando il traffico. Nessuno sapeva come spostarli ed eccoci qua che con 2 cordini che avevamo nel bagagliaio abbiamo fatto come MacGyver, abbiamo preso i cavalli e li abbiamo portati nella malga e da lì è scattato qualcosa. E un mese dopo siamo stati a Naturno, che è un'importantissima rassegna puledri di 6 mesi, e abbiamo deciso di acquistare i primi 2 puledri Haflinger, Bavaria e Woody. Gloria, da qui partirà la nostra camminata a cavallo. Dunque, io non sono un'esperta, sono andata a cavallo qualche volta, però insomma non pratico l'equitazione. È un problema? Nessun problema. Qui alleviamo cavalli Haflinger che sono estremamente docili e caratterialmente freddi. Infatti sono cavalli adatti al nostro territorio, sia per il piede sicuro, ma anche perché sono cavalli adatti a neofiti e principianti. Laura, sei pronta? Prontissima. Ok, adesso selliamo e via! Con Perla e Velti abbiamo fatto una bellissima passeggiata. Gloria, dove ci hai portato? Nel comune di Borgo Valbelluna abbiamo fatto un circuito che, partendo dalla nostra azienda, Fattoria Keke e Glo, siamo arrivati al Castello di Zumelle. Abbiamo passato diversi canyon e abbiamo percorso una via molto importante che è la via Claudia Augusta Altinate. Dunque un percorso in mezzo alla natura, in mezzo ai prati, insomma qui davvero
vediamo come l'ambiente sia ancora preservato, Gloria. Esatto, è un ambiente ancora abbastanza... Cosa vuole dirci? Sta chiamando i suoi amici. Ah, sì, ecco. Sì, è ancora un ambiente abbastanza non ancora intaccato dal turismo, ecco, e troviamo quindi ancora un territorio abbastanza inesplorato. Ecco, come avrai visto i canyon dove siamo passati, sono costeggiati tutti da grandi boschi, ecco, che sono pieni di sentieri. Bene, Gloria, è stata davvero una bellissima esperienza. Abbiamo capito che non occorre avere un cavallo per venire a fare insomma i percorsi equestri, perché il cavallo lo si trova qui e non c'è solamente però la natura, c'è tanto altro e quindi il nostro viaggio continua. Grazie Gloria. Grazie a te. E dopo una splendida passeggiata a cavallo sulle prealpi bellunesi che ci ha permesso di assaporare in maniera lenta l'ambiente circostante, il panorama e il paesaggio, questo territorio offre anche tanto altro, tanta storia, tanta cultura, tante tradizioni che andremo a scoprire insieme. Se venite a percorrere gli itinerari a piedi, a cavallo, in mountain bike, nella Val Belluna, amici, non potete non fare una sosta al castello di Zumelle. E qui si fa un salto davvero nel Medioevo, sembra che il tempo un po' davvero si sia fermato. Io sono in compagnia di Pier Francesco Pieri che gestisce questa meraviglia da ormai un po' di anni. Allora ci spiega un po' che cos'è questo castello di Zumelle, che storia ha? Allora, il castello storicamente nasce nel basso medioevo, siamo intorno al 1200, e però ha delle origini anche più antiche, molto antiche, diciamo come insediamento presumibilmente romano, ma sicuramente longobardo, dal punto che c'è anche una tomba sulla quale verte appunto l'etimologia della parola Zumelle. Sembra appunto che due gemelli fossero stati sepolti e la parola Zumellarum deriva appunto dal longobardo e ha dato appunto l'origine al denominato castello di Zumelle. Mi sembra un castello adesso quasi perfettamente conservato, me l'ho visto da fuori. Sì, stranamente rispetto a tutti gli altri castelli che erano presenti nella Val Belluna, ma adesso ad oggi non ne rimane se non qualche traccia, il castello di Zumelle per cose ignote praticamente è rimasto intatto e fruibile a noi. Per fortuna è stato fatto un grande restauro strutturale negli anni 60 e poi negli anni 90 e oggi è questo mastio centrale, perché il castello comunque nel Medioevo era ancora più grande, è rimasto a noi presente e possiamo appunto utilizzarlo a livello turistico a 360 gradi. È visitabile all'interno? Sia all'interno che all'esterno. All'esterno ci sono i resti delle 4 cinte murarie, il fossato originario si presume anche quello sia di origine romana, che è proprio un insediamento romano intorno al 42 d.C. e poi all'interno c'è la torre che è alta almeno 36 metri, 5 piani, sono allestiti come una torre di una città comunale, proprio per far capire anche l'utilizzo non solo militare a scopo di avvistamento, ma anche a scopo appunto quotidiano cittadino. E questi sono gli abiti? Sì, questo è uno degli abiti, abbastanza di ceto medio-basso. Io rappresento un oste della nostra taverna, sì, e quindi anche lì si spazia, perché sembrano agli occhi nostri tutti uguali, in realtà c'era un grandissimo simbolismo nell'abbigliamento medievale, soprattutto per i ceti alti, e quindi ogni cosa aveva un suo perché e un suo motivo di essere. Grazie a Pier Francesco Pieri per questa storia che ci ha Grazie a raccontato. voi.
Lungo i percorsi equestri del Veneto, quello che sicuramente non manca, amici, è l'enogastronomia. Noi siamo qui in Val Belluna, sono in compagnia di Martina Cet di Poggio Pagnan. Siamo in un posto meraviglioso, abbiamo qui di fronte a noi una corona di montagne davvero mozzafiato, ma Martina, siamo qui per capire quali sono i sapori della Val Belluna che un turista venendo qui può degustare. Bene, allora intanto possiamo partire dal nostro vino e poi passare a tutto quello che è invece il culinario. Anche se non si pensa, nella provincia di Belluno si può coltivare vino e fare del buon vino. Con la nostra azienda abbiamo scelto la via del totalmente sostenibile e del biologico e abbiamo fatto una scelta un po' coraggiosa andando a piantare delle varietà che non sono varietà conosciute come possono essere lo Chardonnay, il Pinot Grigio, il Merlot eccetera, ma delle varietà resistenti alle malattie fungine. Allora l'acronimo è PIVI. E che sta per appunto in tedesco resistente alle malattie fungine, quindi sono dei vitigni che hanno bisogno di pochissimi trattamenti. Noi entriamo in vigna al massimo 3 o 4 volte l'anno a fare i trattamenti necessari. E le varietà sono per esempio Solaris, Sauvignon Gris, Bronner, Cabernet Cortis. Noi abbiamo piantato 3 varietà. In questa parte di vigneto che vedete alle nostre spalle abbiamo piantato Sauvignon Gris, che è il vino, l'uva con cui è fatto questo vino, che è il Pagnan, che prende il nome della nostra azienda agricola. Poi abbiamo piantato una parte di vino rosso, di Cabernet Cortis, e una parte sempre di vino bianco, di Bronner, col quale andremo a fare un metodo classico. Ecco, a questo vino per esempio a cosa possiamo abbinare? Con questo vino è un vino molto fresco, molto estivo e quindi andrei ad abbinare un formaggio non troppo saporito. In questo caso oggi abbiamo anche del salume di puro maiale che viene prodotto dai nostri maiali allo stato semibrado, che vengono allevati qui vicino. Vedo anche il dessert. Sì, c'è anche il dessert, infatti a Borgo Valbelluna si producono anche dei buonissimi mirtilli che sono prodotti in questo caso dalla fattoria Checche Glo. Da dove sono partita? Da dove sei partita? Sì. Benissimo, quindi potrai assaggiare quello che hai visto sicuramente nella loro azienda. Concludiamo con un brindisi. Concludiamo con un brindisi, allora apriamo questa bottiglia di Pagnan. È vendemmia? Vendemmia 2019, che è la nostra prima vendemmia, quindi questo è il nostro primo vino, le nostre prime 400 bottiglie. A che altitudine siamo? Qui siamo circa a 350 metri sul livello del mare. Un piccolo appunto, le viti da vitigni resistenti possono essere coltivati anche ad altitudini molto maggiori. Col Solaris arriviamo anche ai 700-800 metri sul livello del mare. Quindi insomma parliamo di un'agricoltura il più possibile sostenibile. Sostenibile, se vogliamo anche eroica. Assolutamente. Perché il nostro vigneto è tutto molto pendente. Tu di che cosa ti occupi in particolare in azienda? Io mi occupo in particolare del marketing, della pubblicità, del packaging. Martina, mi fai compagnia? Beh, come dire di no. E facciamo un brindisi con questo splendido vino. Grazie ancora e potete seguire e approfondire tutto quello che sono i percorsi a cavallo del Veneto sul sito www.veneto.eu. Grazie. Abbiamo scoperto come il territorio della Val Belluna, fra montagne, natura, roccaforti medievali ed enogastronomia, sappia incantare il turista che in questi luoghi trova pace, semplicità, contatto con l'ambiente, ma anche sport e cultura.